Presidente Luca Zaia consegnerà dei riconoscimenti a delle persone che si sono distinte per particolari qualità, quindi delle artigiane. Allora io invito la Presidente Tinesca De Polla ad accompagnare Ivana del Pizzol, ANAP, quindi Belluno, a venire sul palco, prego. Quindi Ivana ha ricoperto incarichi di Presidente del Gruppo Donne di Confartigianato, sia provinciale che regionale, di Presidente di Mestiere Conciatori, componente di Giunta della Camera di Commercio di Belluno Treviso dal 2022 e Presidente della Commissione Pari Opportunità presso il Comune di Belluno. Ha una forte passione comunitaria e sociale, ha partecipato a molti progetti rivolti al sociale e alla tutela dell'ambiente. Complimenti! Grazie, quindi complimenti a Ivana del Pizzolo. Adesso invito Silvana Bonazza, accompagnata da Lino Fabian, presidente di ANAP Padova, che sale sul palco, prego. Allora, Silvana, fotografa di professione, a 12 anni ha imparato i segreti del mestiere del padre fotografo Giuseppe, ha aperto uno studio fotografico a San Pietro in Bù, ha dovuto fare i conti con la difficoltà di ricoprire una professione tipicamente maschile, ma è stata una donna forte e coraggiosa, tanto da riuscire ad affermarsi ugualmente. Prima donna fotografa del Veneto, dopo 70 anni di lavoro dietro l'obiettivo non si è ancora stancata di fotografare. Ha girato 3/4 del mondo immortalando l'immaginabile e anche l'impossibile. Complimenti. Mi permetto di unirmi perché questa è anche la mia rappresentante. Prego. Presidente regionale, Presidente ANAP Padova. Grazie, sei il numero uno. Scusi. Allora, Adriana Cisotto, ANAP Rovigo. Adriana è moglie di Francesco Spinello, dirigente storico di Confartigianato Rovigo. Con lui ha fondato un'azienda specializzata nella lavorazione del legno ad Adria. Amante del gusto di arredare, nel suo tempo ha curato la vendita al dettaglio, affiancando all'attività di produzione quella di commerciare e anche acquisendo, grazie alla sua serietà, l'esclusiva di alcune qualificate ditte nazionali. Da sempre impegnata nella vita parrocchiale del volontariato, Adriana è un esempio di dedizione al lavoro e alla famiglia e ed è molto altruista, tra l'altro. Complimenti. Grazie signora. Adesso invito Letizia Bacicchetta, accompagnata da Bruno Mazzariol, presidente dell'ANAP di Treviso, prego. È una Pulitinto Lavanderia, quindi titolare di una Pulitinto Lavanderia. Letizia ha svolto 40 anni di attività artigiana del settore Pulitinto Lavanderie per 20 anni, presidente provinciale della categoria, ha fatto 2 mandati da presidente nazionale, 2 mandati da presidente regionale, complimenti. Dal 95 al 2021 è sempre stata attiva con vari incarichi a livello mandamentale, provinciale, regionale e nazionale. Adesso che è in pensione, e non sembra, è vicepresidente del gruppo ANAP di Treviso. Bravo. Invito adesso Marisa Convento, accompagnata da Pierino Zanchettin, presidente, per quel che riguarda l'ANAP di Venezia, a venire sul palco. Grazie. Buongiorno. Allora, abbiamo Marisa Convento, ANAP di Venezia, è un'artigiana in biraressa, e questa è una cosa straordinaria, perché è l'infilatrice di perline di vetro veneziane con le antiche tecniche di tradizione tramandate per secoli a Venezia. Ha partecipato alla campagna di sensibilizzazione commissionata da Confartigianato Venezia, io non sono una comparsa, io sono Venezia, dietro queste parole ci sta tutto. È stata recentemente nominata presidente del Comitato per la salvaguardia dell'arte delle perle di vetro veneziane. Complimenti, brava. Grazie. Adesso invito invece Nieda Rizzi, accompagnata da Gianni Peruzzi, presidente, per quel che riguarda l'ANAP di Verona. Allora, Nieda Rizzi, metalmeccanica. Nieda è socio dal 1976 della città artigiana con marito e figlia
storia veneta, che si occupa di fabbricare box e manufatti in metallo. Nell'impresa si sovrappongono e si mescolano progetti di natura aziendale ma anche familiare. Nielda ha avuto un ruolo determinante in tutti i momenti decisivi per la ditta e per i suoi familiari, dimostrandosi un vero sostegno per tutti. Come socia ANAP si distingue per propositività, positività e attività nel suo comune di Bovolone, sempre disponibile nel proporre e organizzare momenti di aggregazione, credendo fortemente nel valore dello stare insieme. Invito Claudia Nicoletti, accompagnata da Severino Pellizzari, presidente di ANAP Vicenza. Allora, Claudia Nicoletti, acconciatrice, vive ad Arzignano, dove è molto conosciuta. Fin da piccola sognava di diventare parrucchiera, apprendista nel mestiere fino a diventare titolare del negozio, dove ha lavorato ricevendo grandissime soddisfazioni. Vicepresidente del gruppo ANAP di Vicenza, è impegnata nell'organizzazione di attività di vita associativa, viaggi e aggregazione. Molto attiva nel volontariato sociale, punto di riferimento per tante persone e associazioni che contano sul suo instancabile impegno. Complimenti. Allora, prima del premio speciale io invito anche Claudia Scarzanella e Tiziana Pettenuzzo, rispettivamente prima presidente donna di Confartigianato nel Veneto e primo direttore donna di Confartigianato del Veneto, e invito il presidente Basso a darci le motivazioni e a ricevere il riconoscimento. Prego. Prego, presidente. Le motivazioni sono molto semplici, no? Perché siccome oggi il tempo è nostro è stato dedicato alla donna. Di sera mi sono ricordato che la signora Pettenuzzo è la prima donna in FRAV Veneto, cioè la direttore della FRAV Veneto, è la prima. Poi invece c'è la signora Scarzanella, che oltre ad essere vicepresidente della FRAV è anche la prima donna presidente di Confartigianato Belluno, che di solito sono sempre stati nominati o menati, comandati. Invece il premio speciale, la dottoressa Michaela Romagnoli, prego, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'ospedale di Treviso. Invito il presidente della conferenza dei sindaci dell'USL 2 della Marca Trevigiana Paola Roma, designata dal direttore Benazzi per il riconoscimento. Parole? Due parole, cioè a lei non basta darle il premio. Io direi che la presentazione, giovanissimo primario a Treviso di pneumologia, e si occupa veramente, si è passata tutto il Covid, si era anche preso, si è anche beccato il Covid nella fase iniziale. Ha una formazione, un curriculum da paura, e penso che sia l'emblema di cosa sia la meritocrazia, perché i miei direttori dico sempre: scegliete i migliori, in questo caso le migliori.